gli fu concesso di entrare a far parte della corte celeste e per la stima che Zeus riponeva in lui ebbe il compito di forgiare l'uomo. Prometeo lo modellò dal fango e lo animò col del titano verso le sue creature, considerando i doni del titano troppo pericolosi e temendo che un giorno l'uomo potesse superare la potenza divina. Che fanno? Si bruciano? Non fanno quello che sto pensando. Prendi questa musica sonora. Help! 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 Fire! Fire! Sono già preparati
Un tempo, ai mortali, questo, di nascosto, diede a loro i pezzi più prelibati, lasciando agli dei le ossa e le interiori. Furioso, Zeus scacciò gli uomini dall'Olimpo e tolse loro il fuoco, lasciandoli morire nelle tenebre, esiliati sulla terra. Allora Prometeo, per riparare alla sventura arrecata alla tanto amata umanità, rubò una fiaccola dalla dimora degli dei, dileguandosi poi nella notte e riportando il prezioso dono agli uomini.
Prometeo scappò al castigo divino. Per l'affronto subito, Zeus lo incanterò ad una roccia sulla cima della più alta delle montagne e inviò poi una creatura alata perché gli squarciasse il petto e divorasse il fegato. Ogni notte questo ricresceva, così che il tormento durasse per l'eternità. Dopo molti anni, un uomo armato passò nei pressi della rupe, trafisse con una freccia la creatura che tormentava Prometeo e spezzò le sue catene. Il Titano, a cui il castigo divino non aveva spento l'amore verso l'umanità, fu finalmente liberato. Non! Siamo messi bene. Io non ho visto che c'era una cosa che serviva.
Come Prometeo donò il fuoco all'uomo, egli lo utilizzò per creare la scienza, l'arte e la stessa magia, che questa notte ha permesso alle fiamme di danzare nel cielo tra le abili mani di Mangiafuoco e Giullari, che emulando il Titano ora donano il loro fuoco a tutto il pubblico perché... Signore e signori, per voi i focolieri Giullari di Petrarca! I focolieri e Giullari di Petrarca!